Altra location, nuovo stage. Questa è stata la volta del completo, con l'istruttore federale Pietro Sandei che ha accompagnato i giovani allievi di diverse categorie nella 2 giorni di formazione al centro equestre Il Casale di Trevignano in provincia di Treviso, uno dei punti di riferimento in Veneto per questa splendida disciplina. Primo riscaldamento nel campo coperto per iniziare ad avvicinarsi ai salti e simulare le difficoltà in esterna, per poi passare al campo da cross e testare i vari passaggi in acqua, affrontare i tronchi e infine anche i salti più impegnativi. Il segreto credo che stia tutto nella voglia di fare di chi ha passione per questa disciplina completa, come dice la parola in sé, e credo che anche se è una disciplina, se posso dire, faticosa, ma comunque ti permette di imparare le basi, imparare tutto quello che serve per poter fare una buona equitazione, dal lavoro in piano al lavoro in salto al lavoro in cross, e secondo me poi anche di instaurare un legame con il cavallo, che è una cosa secondo me importantissima e imprescindibile per l'equitazione in sé. Giornate di crescita sportiva per i diversi binomi promosse da Fise Veneto con il Dipartimento di Completo e con la collaborazione dello psicologo mental coach la dottoressa Olimpia Guazzo. Quello che è di nostro interesse come Dipartimento di Completo è assolutamente promuovere tutte le categorie, quindi c'è la possibilità veramente per tutti in regione di potersi avvicinare a questa meravigliosa disciplina. I nostri allievi cerchiamo di prepararli dal dressage al salto ostacoli alla prova di campagna, quindi è una preparazione a 360 gradi che diciamo che sta dando i suoi frutti. Abbiamo vinto la Coppa delle Regioni l'anno scorso, dove abbiamo avuto un grande successo, abbiamo un po' dominato con tutto quello che riguarda le nostre vittorie, quindi siamo veramente molto orgogliosi. Siamo orgogliosi anche dei nostri centri veneti, che anche attraverso gli istruttori stiamo cercando veramente di promuovere questa disciplina, perché è una disciplina che il completo comporta veramente a una preparazione importante. Il completo è tra le discipline più amate. Negli ultimi 2-3 anni ha avuto infatti un exploit di praticanti. Completa, è proprio il caso di dire, dal punto di vista sportivo, ma soprattutto in senso più ampio. Vedere questo interesse, vedere anche i genitori, perché bisogna ricordare in questo contesto qua che noi possiamo praticare queste discipline perché i genitori ci appoggiano, e non parlo solo dal punto di vista economico, ma proprio come tempo, come disponibilità a seguire le ragazze anche in trasferte di più giorni. Ed è anche un momento molto bello per la famiglia di stare assieme, per il rapporto tra figlie e mamme e anche per il rapporto di gruppo. E c'è grande attesa per la prossima importante tappa del 14 e 15 maggio con i campionati regionali. Si terrà in provincia di Vicenza, a Sandrigo, al centro equestre Albereria. Saranno dei giorni magnifici che tutti i completisti stanno aspettando. C'è un percorso meraviglioso, un percorso nuovo, molto colorato, quindi veramente consiglio a tutti, dai più principianti ai più esperti, di esserci.